politica è mancata, c'è bisogno di salvare persone. Chiediamo il fondo vittime da reato, lo chiediamo col cuore in mano, non c'è tempo. La politica è mancata e non c'è più tempo. Ecco le parole chiave per raccontare una giornata ad alta tensione per BPV e Veneto Banca. Davanti a Montecitorio le associazioni dei risparmiatori hanno portato la loro rabbia, la loro disperazione, la loro indignazione. La marcia su Roma è partita da lontano, dal nord-est, l'epicentro della crisi degli istituti di credito. Alla protesta si sono uniti anche tanti sindaci, tra cui Achille Variati. I rappresentanti degli ex soci incontrano i deputati del Partito Democratico che fanno subito capire che il decreto con cui il governo ha benedetto il passaggio delle popolari a Intesa San Paolo è già blindatissimo. Arrivati a questo punto, questo decreto è la soluzione, la strada inevitabile che bisognava percorrere. Il punto politico che dovremmo affrontare più grande è quello relativo alla giustizia e a creare le condizioni affinché questo non si possa ripetere. Che un crack come quello delle popolari non si possa più ripetere, e ci mancherebbe altro. Ma intanto, come previsto, nonostante le resistenze dei risparmiatori, la Camera conferma la fiducia al governo sul decreto, con 318 voti a favore, 178 contrari e un astenuto. Si passa all'esame dei 142 ordini del giorno, 83 vengono illustrati dal Movimento 5 Stelle che fa ostruzione. I tempi possono allungarsi molto, ma la votazione finale è comunque prevista in settimana. Poi il decreto, che scade il 24 agosto, passerà al Senato. Ma c'è una speranza, quella che venga creato il famoso fondo per le vittime da reato bancario, che avevamo anticipato per primi nei nostri telegiornali qualche giorno fa. Abbiamo proposto il fondo vittime da reato bancario. La politica ha fatto una grande apertura, siamo fiduciosi e aspettiamo e verificheremo se manterranno le promesse.